Fermarsi su questo aspetto della ricerca che con Fedora Puzzo, che insomma è da 15 anni una palestra di cultura, però mi sono permesso di fare un salto, diciamo, ulteriore per quanto riguarda il percorso della ricerca. Cagliari mi ha dato molto una mano perché conserva una quantità di informazioni trasversali molto interessanti. E sull'aspetto dei rigattieri e delle panattare che mi vorrei spostare su un argomento che è molto importante, poco conosciuto, che è quello di Saratantia. Nessuno blusu domini, tu gente scia, da lì cara su gol, sarà tantia. Grazie. Dunque, questo che avete appena sentito è il ritmo che scandisce il nostro carnevale. Saratantira o Rantantira, indipendentemente da come vogliate pronunciarlo, sono valide entrambe le versioni. Questa è la musica che ha scandito il nostro carnevale da tempi, potremmo dire, immemori. Si sanno di festeggiamenti dei carnevali a Cagliari già dal Rinascimento. Venivano proibite l'utilizzo delle maschere nelle pubbliche vie per una questione di sicurezza, solitamente. Ma non potevano mancare come accompagnamento al carnevale, ovviamente, le pariglie, che oggi sono rimaste solo in alcune zone della Sardegna, ma a Cagliari, in San Ruga Santo Micheli, quindi in via Azzuni, si correvano le pariglie sia per il carnevale che per anche i grandi eventi cittadini, visite dei reali e altre circostanze simili. Su questo devo dire, fortunatamente, la documentazione si spreca. Sicuramente noi abbiamo una grande eredità che è quella della JOC, che è quella realtà associativa che ha avuto il coraggio, insomma, dopo la seconda guerra mondiale, di riprendere in mano il quartiere e di proseguire quella che era la tradizione del carnevale cagliaritano, che però, attenzione, non nasce in quel periodo lì, ma è molto più antico. Lo stesso termine Rantantira o Ratantira ci arriva già dalla antologia ottocentesca e, a proposito, il Colombo scrive: tra le mascherate in gruppo, quindi Sarantantira è un gruppo di musicisti, merita di essere ricordato il popolare Randantina, che ciascuno dei 4 rioni e i sobborghi mandavano in giro per la città nel pomeriggio del giovedì grasso. Quindi che cos'è Sarratantira? Sono gruppi di maschere a tema, badate, non a tema libero, ma con delle tipologie di maschera che venivano organizzate in base ai gruppi musicali. Le maschere tradizionali di Cagliari non sono altro che le stesse figure della città che i cagliaritani riescono a far diventare maschera. Le maschere tradizionali del carnevale di Cagliari chi sono? Funtis panetteras, i spiscaroris, i sarregatteris, cioè sono quelle stesse figure che fino a qualche tempo fa, che tuttora sono diventate iconiche. Ancora oggi a Cagliari, se te si dice una panettera, non è esattamente una cosa positiva. Però, perché? Questo è un accento che io voglio porre come posso dire, che l'ho lasciato per ultimo, sia per
per la bellezza della musica, ma anche per far capire dove si può arrivare con questo gioco, diciamo, di mettere insieme le informazioni. È sempre il colobo che ci dice: di là, preceduti da un suono di tamburo, triangolo e piffero, se ne andavano in giro per la città, entrando pur nelle case di conoscenti ed amici per rendere visita e consumare qualche bicchiere di vino. Cioè le figure che ancora oggi noi rappresentiamo, con i ragazzi dell'associazione Serratentiera Casteldaia, con cui io collaboro, è quello di lavorare per un proseguo dell'identità del carnevale cagliaritano, che non è il carnevale della JOC, che per carità è stata fondamentale, quindi di questa associazione, ma è una parte fondamentale dell'identità della città, che non è scollegato dal costume, perché è esso stesso costume. Una maschera del Savanettera non è meno di un vestito di Vanettera, riprodotto originale che sia, ovviamente. Questo è il fulcro della serata di oggi, ed ecco perché ho lasciato i ragazzi per ultimi. Sarratantira, dice Della Maria, era il più noto gruppo di maschere. In origine pare fosse composto da soli pescatori, ma in seguito tutte le maschere, e le più varie e disparate, erano accolte nel Ratantira. Noi conserviamo oggi quasi, correggimi se sbaglio, una quindicina di maschere, più o meno. Alcune sono cadute un po' in disuso, perché non facilmente leggibili. Alcune in realtà recenti, che vuol dire che hanno 80 anni, come Carmen Miranda, che è vero che nasce negli anni 50, ma molte altre maschere che vedete in Sardegna sono più o meno coetanee, anche se a volte sembra che siano molto più antiche. Ma la vera maschera è quella che la città fa di se stessa. Io l'ho indicato, ora non ricordo se insomma, qui oppure ne parlavamo anche prima, come il metateatro. Il metateatro nella tragedia e nella commedia greca era il teatro che parla del teatro. Ecco, mi piace pensare che il Carnevale di Cagliari sia un metateatro, perché siamo noi stessi che ci prendiamo in giro. La mia maschera è sempre quella dei suoi dottori, che è sempre ben pistivo. Quindi io mi faccio beffa di me stesso e così tanti altri di noi. Ora poi riprendere questo lavoro è molto complesso, però è un aspetto che ora sta rinascendo e che è legato a doppia mandata con tutte le parti della nostra identità e del nostro vestiario, perché è esso stesso patrimonio culturale. Su Viscarori e Savanettera, il primo tendeva a riprodurre i modi di dire grossolani e le insulsaggini, i ragionamenti sdombati, sconclusionati e frivoli del pescatore del nostro stagno. L'altra, le sgoiataggini, il fare pettegolezzo, il linguaggio poco pulito, talvolta, della panattara dei sobborghi. Se qualcuno di voi ha visto qualche filmato, ha avuto modo di avere la fortuna di gustare qualche episodio, qualche puntata di un brillantissimo esperimento sociale che era Zona Franca, con il grandissimo Tonello Lai, i Spanetteras non si sono mai estinte. Quindi, tant'è che il Della Maria dice: Savanettera è stata la maschera più dura a morire. Noi possiamo dire che per fortuna, insomma, non è mai morta. E, breve inciso, l'ho messo ma non so se volevo dirlo, però siccome lo dice, dunque, breve contesto sociale, ho preso queste informazioni da un opuscoletto che mi ha fornito il qui presente Cristiano Cani, delle 56-57. Si parla della ripresa delle maschere in Sardegna, di questo grande festival, quindi dove Cagliari è intervenuta con tutte le sue maschere ripulite, eccetera. E il Della Maria, da buon cagliaritano, chiude. E per inciso, esprimiamo la nostra sorpresa e il nostro rammarico per la constatata assenza di maschere sassaresi. Quindi questa mi piaceva metterla perché era una bella... ecco. Ma, ritornando alle cose serie, altrimenti mi prenderete per una persona poco seria, quale sono? Il Colombo, nel suo libro Cagliari che scompare, scritto alla fine degli anni '20, scrive:
lamenta del carnevale che ormai è moribondo, amo credere che in un avvenire non molto lontano il morto risorgerà e riprenderà lo scettro del comando. Ora, io sono molto felice che oggi possiamo dire che il carnevale di Cagliari non è morto e che la nostra identità passa anche attraverso di questo, quindi speriamo che il Colombo, se ci sta ascoltando, insomma, sappia che ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie ancora. Dunque, tutta questa tortura, per dirvi, pongo l'accento, se qualcuno guarda l'orario, perché il percorso di oggi era un po' fuori dagli schemi. Chi come noi fa tanti di questi eventi, convegni, mostre, insomma, spesso si va molto più sullo specifico, sul dettaglio tecnico, sull'aspetto sartoriale. Questo era un convegno assolutamente fuori target, ecco. Era un po' voi siete, oggi eravate delle cavie, quindi non ve l'ho detto all'inizio, volevo dire all'inizio, ma ho detto poi si spaventano, no, siete delle cavie di un esperimento sociale. Poi magari lo riproporremo anche a Cagliari e vediamo se avrà questa stessa risposta, insomma, bisognerebbe fare un esamino da 6 crediti da fare all'università, non lo so, una prova invalsi per questo, perché il cagliaritano è esterofilo, il cagliaritano. Ora, il nostro buon Fis, che avete capito che non c'era mai per il sottile, figuratevi, negli anni 80 dell'Ottocento dice: se il cagliaritano fosse un tantino entusiasta del suo luogo natio, come gli altri isolani lo sono del proprio, egli si adopererebbe assai più per esso e smetterebbe il malvezzo di denunziare con improvvida leggerezza, talora ossettando spirito, tal'altra esagerando le cose. Ora, questo vuole essere un messaggio monito ai cagliaritani, se ne conoscete voi riferite, non lo so. Abbiamo la fortuna di essere i custodi di una eredità immensa, che è fissata in migliaia di anni di storia e in secoli di quello che vi ho raccontato. E siccome c'è stato un santo vescovo, che era Monsignor Marcel Lefebvre, che disse tradivi quod et accepi, ho trasmesso quello che ho ricevuto, così io vi posso dire, trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto, possibilmente in modo corretto, quindi facciamo pulizia anche. Stiamo attenti, ecco, un altro monito, affinate un invito, il vostro spirito critico. Quando vedete qualcosa che vi sembra strana, pensate, boh, ma sarà così? Nessuna vergogna, nessuna domanda, l'autocritica è sempre importante. E siccome Bonfils ha detto anche qualcosa di interessante, io aggiungo, io spero di non aver fatto opera del tutto inutile, quantunque mi sappia che sia più difficile cosa combattere l'errore che dissipare l'ignoranza. Grazie. Allora, io ci tengo a ringraziare Omar subito perché è stato un percorso, siamo partiti con tanto entusiasmo, poi ci siamo accorti che le cose invece andavano organizzate in un certo modo e ci abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo rimandato questo evento per tanto tempo, fin quando siamo arrivati alla conclusione che dovevamo approfittare del nostro anniversario per, intanto entrano i ragazzi che hanno... Sì, ecco, sì, ringraziamo insomma per...
dicevo, volevamo festeggiare appunto questo nostro anniversario in un modo un po' diverso e quindi ospitando una comunità. In questo caso ci sembrava, era per noi logico partire con Cagliari, partire con il nostro capoluogo, perché ha dettato le mode anche per noi, per la nostra comunità in passato, per Seraggio, ma tuttora. Dobbiamo riconoscere questo merito a Cagliari. Io volevo ringraziare tutte le persone che questa sera ci hanno dato una mano per riuscire a portare ad avere in porto, visto che Cagliari, no? Questo progetto. È vero, Omar vi ha detto che siete delle cavie, in realtà sì, era un esperimento questo di questa sera. Volevamo vedere se un evento del genere poteva funzionare e concentrare tutta una serie di informazioni cercando di renderle più comprensibili possibile, e mi sembra che ci siamo riusciti, insomma. Io ringrazio ancora Omar per l'aiuto che ci ha dato. Allora io, prima di passare ai saluti finali, volevo chiedere al nostro assessore Oriana Berardi, il nostro assessore alla cultura, è portavoce della nostra amministrazione, oltre che essere il nostro assessore alla cultura, quindi le chiedo. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per aver partecipato numerosi, ringrazio Matteo e faccio i miei auguri per i 15 anni dell'associazione, ringrazio Omar per questa bellissima presentazione che ci ha fatto oggi. Siamo state delle cavie ed è stato un piacere esserlo. Però faccio un riferimento all'ultimo concetto che hai espresso, ossia tu oggi ci hai insegnato, ci hai fatto conoscere alcuni aspetti in modo tale che noi un domani li possiamo riconoscere e quindi tramandarli, e per questo grazie. Ovviamente saluti del sindaco, dell'amministrazione tutta e del Presidente del Consiglio che purtroppo non è potuto essere presente. Grazie ancora a tutti. Allora, abbiamo il padrone di casa, Certo. quindi io chiedo a Don Vittorio, io ringrazio ancora Don Vittorio. Io sono cresciuto in questa parrocchia, però la nostra associazione ha trovato casa. Insomma, ci siamo praticamente, devo essere sincero, dopo il Covid questo luogo ci ha salvato, perché c'era il rischio che la nostra associazione non andasse avanti, e Don Vittorio ha rinnovato l'ospitalità. Allora, intanto sono io a dire grazie a voi, partendo da un presupposto: non sono io il padrone di casa. Il padrone di casa in una parrocchia è quello che sta dentro il tabernacolo. Io al massimo sono il maggiordomo, colui che si occupa come primo delle sue proprietà, non delle mie. E l'assessore è partito dall'ultimo concetto di Omar, io parto dal primo. Oggi abbiamo fatto in questo tempo un percorso lungo le strade di Cagliari, dal mare al castello, dalla terra, dal piano terra ai piani alti, che è un po' l'immagine della vita. Nell'esperienza della vita ognuno di noi porta il suo costume, la sua divisa, il suo ruolo, il suo compito, con le sue caratteristiche, con le sue maschere e con le sue verità, con le sue certezze e le sue ignoranze. Ma non dimentichiamoci mai, intanto, una cosa importante: di non perdere mai di vista la storia, di non perdere mai di vista l'identità. L'abito nell'esperienza biblica non è semplicemente un qualche cosa che si indossa, ma, come anche veniva ricordato questa sera, esprime un'identità, esprime proprio il concetto di un'essenza. L'abito non è, ma completa un'identità. Dall'altra parte, dentro ciascuno di noi, mi piaceva il concetto stamattina, tornando da Venezia, leggevo alcune notizie sul cellulare. È stato un ragazzo russo adottato a Palermo quando era bambino piccolo a portare di nuovo nelle aule universitarie una tesi di laurea in siciliano. Sono siciliano, logicamente si sente un po', e per dire è stato un estero
a riamare quello che erano delle caratteristiche che i siciliani tendono a rifiutare e a rinunciare. Guardate che anche in Sardegna iniziamo ad avere gli stessi rischi, che per essere universali, come diceva prima Omar, eliminiamo quello che è prettamente nostro. Io vedo una certa generazione che tende a parlare il dialetto sardo, altri no. Quasi come se fosse un segno di ignoranza parlare del dialetto, o del dialetto come anche conoscere e vivere determinate esperienze nostre. Noi siamo molto, tendiamo molto a importare e non a conservare, a esportare la nostra identità. Questo è un rischio che tradisce alla fine quella ricchezza meravigliosa di diversità che non va mai distrutta, va armonizzata. Ma siccome sono prete, vi devo fare anche un intervento da prete, abbiate pazienza. Ricordatevi tutti, cari mestieri, che sotto ogni divisa umana c'è un altro abito, ancora più profondo, che è l'abito del nostro battesimo, per chi è cristiano, che è l'abito della nostra esperienza spirituale. Non possiamo mai perdere di vista quest'abito, perché quell'abito ancora di più rende possibile il far risorgere gli altri abiti, quelli della vita quotidiana. Così come quello scrittore diceva: io spero che un giorno risorgano, e sono risorti. Alla fine nella risurrezione credono solamente i cristiani, gli altri non ci credono nella risurrezione, abbiate pazienza, è così. Per cui di conseguenza quell'abito più profondo gli ha permesso di sognare, e oggi in un'altra dimensione dell'esistenza di vedere quello che è la novità. Quindi l'augurio che faccio prima di tutto a me e poi a voi è che con tutti gli abiti che indossiamo nella vita ci sia sempre la custodia dell'abito più importante, quello del nostro battesimo. Grazie conduttori. Dunque io ho una serie di ringraziamenti da fare, quindi qui allora io volevo ringraziare una persona che ha aiutato la nostra associazione in questi anni, ci ha sostenuto, ci ha aiutato a crescere, è stato fautore di tanti nostri eventi, è stato fautore di tanti studi. Volevo ringraziare Ignazio Sanna, che questa sera non è presente, però lo ringrazio pubblicamente perché in tutti questi anni ci ha guidato in tante delle nostre avventure, studi e ricerche, quindi mi sembra giusto citarlo anche se non è presente, che anche una parola. La nostra comunità in questi anni, devo dire la verità, ci ha sostenuto, ci ha aiutato, quindi i Serragini si sono sentiti coinvolti da un certo punto di vista con il nostro lavoro. Tante attività ci hanno prestato la loro maestria per poter concludere eventi come questi in un certo modo, quindi io ringrazio Nanni Pulli perché in tutti questi anni ha fornito la sua arte per questi eventi e per tutto quello che noi abbiamo organizzato. Grazie ancora anche a Nanni Pulli, che tra l'altro ci ha donato alcune cose che poi consegneremo dopo. Però volevo ricordare una persona che è stato proprio il vero fautore di questa associazione, colui che praticamente ci ha preso per i capelli, che ormai non ho più, e ha fatto nascere questa associazione, ci ha insegnato a portare avanti un'associazione, e volevo ricordare Mariano Azzini, che poi tra l'altro è mio padre, che 15 anni fa, quando nessuno si aspettava che a Selagius, o tanti pensavano che a Selagius non potesse più nascere un'associazione folclorica, invece ci ha fatto capire che la cosa si poteva fare. Quindi un pensiero va a lui, e sappiamo che è sempre insieme a noi in ogni cosa che facciamo. Grazie ancora. Noi siamo nati 15 anni fa, siamo nati, era un gruppo di persone che arrivava da altre realtà culturali. Siamo nati con l'idea di approcciarci a questo mondo che è quello del folklore, che è cultura,
Adesso qui per esempio è importante che stasera sia presente l'assessore alla cultura. Spesso e volentieri quando si fanno eventi di carattere folcloristico l'unico assessore di solito delle varie istituzioni che partecipa a queste manifestazioni sono gli assessori al turismo, che va benissimo per carità, il turismo si nutre di queste cose, ma è anche cultura, anzi è cultura, questa è cultura, il turismo si fonda sulla cultura, se non ci fosse cultura non ci sarebbe turismo da nessuna parte. Quindi io credo che sia questa presenza sia una cosa importante e credo altresì che in futuro si dia un po' più di ascolto, non spazio, ma ascolto alle associazioni come le nostre che fondano il loro lavoro su fatti chiari, precisi, sulla vera ricerca, sulle vere ricostruzioni, perché se andassimo a contare tutte le associazioni folcloristiche che partecipano ai grandi eventi, vi posso assicurare che quelle che lavorano in modo davvero veritiero è fondamentale, forse esagerando sono il 20%. Quindi magari un po' di attenzione da parte delle istituzioni verso chi infonde in questo lavoro molto impegno, sudore, ma anche quattrini, credo che sarebbe una cosa un po' doverosa. Io ragazzi ho concluso. L'ultimo ringraziamento che devo fare è alle persone e ai soci del mio gruppo, perché facciamo salti mortali per portare avanti l'attività dell'associazione, e io dedicherei magari a tutti loro, a chiunque sia iscritto nell'associazione nazionale. Dovrei dire tante cose, però noi tagliamo perché adesso c'è il Sugumbiru, quindi vi chiedo di non andare via. Però abbiamo un dono da dare a tutti i partecipanti di questa sera. Io inizierei che Cristina, magari se mi dai una mano. Allora, uno al maggiordomo di casa, sono dei miliziani stilizzati da Nanni Pulli, uno al padrone di casa, insomma, produttore di questa serata, l'assessore Bernardo che rappresenta l'amministrazione comunale, quindi vi ringrazio. Grazie a tutti. Facciamo gli onori di casa. Quindi l'associazione Saratantira Casteldaia. I ragazzi sono dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, dell'orazione, ossia della morte, tutta la giustamente Andrea mi stava ricordando una cosa, ma la volevo proprio lasciare in chiusura. Quindi, nel chiudere, noi ci chiamiamo Associazione Culturale Fedora Puzzo. Abbiamo dedicato anni fa questa associazione ad una donna che a Selargius ha praticamente aperto le porte a tutti coloro che si volevano occupare di tradizioni popolari, ma soprattutto di abbigliamento popolare. È stata la prima a conservare, a ricostruire, a collezionare, a passarci questa passione. Quindi vorrei dedicare a Fedora un grande applauso e la vorremmo ricordare. Visto che adesso davvero ci salutiamo, io ringrazio ancora Omar, compagno di avventure. Non so come ringraziarti, però sappi che insomma questo secondo me è l'inizio di un bel percorso. Grazie. Personale.